relazione ai progetti con il FLAG, della linea Blue Economy, noi abbiamo due progetti. Uno si chiama Forma ed è orientato a processi formativi per disoccupati e inoccupati. Un altro è Marino, che è più orientato alla creazione di impresa, al riaggiornamento di persone che abbiano necessità di riconvertirsi. Allo stato attuale noi abbiamo avuto la possibilità di avviare il progetto Marino e nello specifico la prima parte, che è la relativa all'analisi dei fabbisogni. Quindi noi abbiamo ipotizzato, all'atto della presentazione del progetto, delle necessità, in particolare sono state espresse dal FLAG, dal Presidente e dal gruppo che lavora con loro. Il Presidente del FLAG è Benedetto Secchi, una persona esperta nel settore dell'economia del mare, non a caso infatti è il Presidente del FLAG, e poiché loro hanno un continuo contatto con gli associati, hanno anche il compito e la loro mission è quella di fare in modo che ci sia uno sviluppo attraverso anche la valorizzazione delle cose, di tutto ciò che può produrre il mare. Sono stati definiti dei profili. Questi profili però adesso sono in stato di conferma e di analisi dagli associati, dagli stakeholder, dal territorio, da eventuali linee di tendenza anche a livello nazionale e a livello europeo. Per cui siamo in una fase in cui stiamo redando le prime bozze di report. Questo report sarà la base sulla base del quale noi avvieremo i percorsi. Ciao, sono Barbara, ho 40 anni e sono tecnico della comunicazione. Attualmente sto facendo questo tirocinio nella comunicazione. L'ufficio del lavoro in questo caso è stato utilissimo per me perché è riuscito a razionalizzare quello che è stato il mio percorso formativo e professionale, cercando di trovare quelle che erano le cose comuni nelle varie esperienze abbastanza diverse e riuscire a vedere quali erano i miei punti di forza da un certo punto di vista e quello in cui mi trovavo meglio. Fondamentalmente il rapporto con gli altri, la comunicazione, e questo è quello che sto facendo qua. Infatti adesso ho avuto la fortuna di lavorare in questa azienda, che oltretutto è un'azienda particolarmente interessante, è un birrificio di birra artigianale prodotta interamente in Sardegna e io mi occupo dell'organizzazione di eventi, della promozione del prodotto. È un tipo di lavoro molto vario perché va dal partecipare a delle manifestazioni al curare il sito web, al tenere rapporti con i clienti, a parlare della birra e anche a conoscerla, a conoscere tutti quanti i vari processi per poi poterli spiegare, per poterla promuovere realmente. Un amico mi ha fatto sapere che erano possibili avere queste borse da parte della regione. Mi sono informata, ho mandato il curriculum e dopo un mese e mezzo mi avevano detto che avevano trovato l'azienda. Ho fatto prima la chiacchierata con l'ufficio del lavoro nella quale hanno visto le varie esperienze, hanno visto che fondamentalmente nelle varie mie esperienze la nota unica era quella della comunicazione. Anche per esempio l'ultimo lavoro che ho fatto come segretaria in uno studio di un commercialista, la parte ovviamente che mi riusciva meglio era il rapporto con i clienti, quindi anche nella segreteria c'è soprattutto la comunicazione alla fin fine. Quindi effettivamente mi hanno fatto vedere un qualcosa che era abbastanza ovvio, ma che ripercorrendo e parlando con qualcuno che cerca di indirizzarti e cerca di farti capire, effettivamente c'era un qualcosa che univa tutte quante queste esperienze. Poi mi hanno chiamato e mi hanno detto che questa azienda, che per l'appunto il birrificio mi assumeva per il tirocinio e quindi ho iniziato. Nel tirocinio c'è il tutor dell'ufficio del lavoro che ti segue comunque ogni tot di tempo, comunque ti contatta e tu puoi comunque contare su quello che il tutor da parte dell'ufficio del lavoro per qualunque difficoltà possa avere durante il rapporto del lavoro, quindi è un tutor.
L'altro tutor è quello invece dell'azienda, che effettivamente ti formano. Cioè il mio primo giorno di lavoro qui è stato andare a conoscere il mastro birraio, il birraio, a conoscere tutto diciamo l'azienda, perché poi l'azienda del birrificio è molto variegata, perché va dalla produzione della birra alla parte ovviamente commerciale. Quindi quello mi è piaciuto moltissimo, perché è la prima volta che mi è capitato che un corso formativo fosse veramente formativo. Secondo me nel caso specifico questo tirocinio formativo nasce per formare, o almeno mi forma, ed è un qualcosa di cui sono veramente contenta. Poi nel caso mio specifico dei 40 anni ti dà veramente l'idea che magari ci riesco a inserirmi nel mondo del lavoro, ed è bellissimo. Scegliere prima di tutto il percorso da fare in base a quello in cui si è più portati e quello che piace di più. Che alla fine, facendo quello che ti piace, poi possa riuscire ad emergere maggiormente e riuscire a trovarlo poi il tuo posto. Il lavoro in Sardegna ci può essere, le potenzialità ce l'abbiamo, dobbiamo crederci in noi. Ciao e buon lavoro! Spesso si parla di colloqui di lavoro come di un incontro conoscitivo, ma non è solo una frase fatta. Effettivamente il colloquio di lavoro è un incontro in cui ci si conosce a vicenda, cioè dove il potenziale datore di lavoro e l'aspirante dipendente o collaboratore cercano di capire insieme se ci sono gli estremi per collaborare. Nell'immaginario collettivo il colloquio di lavoro è una specie di terzo grado, un interrogatorio gestito da esaminatori senza pietà che ci vogliono mettere in difficoltà su tutti i fronti. La realtà è un po' diversa, nel senso che i datori di lavoro durante un colloquio vogliono semplicemente capire se la persona che hanno di fronte può andare bene per la loro azienda. Fra l'altro ormai è sempre più raro che i colloqui di lavoro vengano gestiti da dei selezionatori. Sempre più spesso infatti per motivi economici sono gli stessi datori di lavoro che svolgono i colloqui. Bene, ma allora cerchiamo di capire insieme in che cosa consiste un colloquio di lavoro. Dopo una prima fase di riscaldamento, come viene chiamata, nella quale ci si incontra e ci si conosce a vicenda e si crea quella che viene definita la prima impressione, che speriamo chiaramente sia buona, il titolare fa alcune domande al candidato relativamente ai propri titoli, esperienze o capacità, e questo lo fa ispirandosi chiaramente al curriculum vitae. Allora, siccome quel candidato potresti essere tu, un errore che non devi fare è quello di non prepararti sufficientemente rispetto a quello che hai scritto tu stesso nel tuo curriculum. Molte persone si concentrano durante il colloquio di lavoro sulla postura, sull'abbigliamento oppure sulla comunicazione non verbale. Tutti aspetti molto importanti, ma vuoi sapere qual è l'errore che devi evitare di commettere durante un colloquio di lavoro? Quello di non prepararti sull'azienda alla quale ti stai proponendo. Ossia devi informarti su chi è e che cosa fa l'azienda nella quale vorresti essere assunto. Niente paura, niente ansia, la possibilità che tu possa arrivare impreparato al colloquio di lavoro non dipende da degli imprevisti, ma dipende esclusivamente da te e puoi prepararti per tempo. Perciò ricorda, il colloquio di lavoro è l'incontro fra due persone e come ogni incontro è sempre un po' un'incognita. Ciò che puoi fare tu è preparare al meglio e con cura la parte che ti riguarda.